Buonasera amici di Fanner e benvenuti al campo Stella Azzurra, dove per la 29esima giornata della Serie A Lega Calciotto il De Angelis, penultimo in classifica e ormai privo di obiettivi, incontra il Footballeito Roma Nord, che con la vittoria odierna potrebbe scavalcare il NES Calciotto raggiungendo il 19esimo posto in classifica. De Angelis in maglia bianca, bande verticali azzurre, che darà il via alla partita. Footballeito Roma Nord invece in completo rosso e pantaloncini neri. Prende ora via la partita con il De Angelis in fase del possesso del pallone. Fittipaldi subito la sfera persa, attenzione del cerchio centrocampo, può quindi adesso di partire l'iniziativa del Footballeito Roma Nord, che calcia verso la porta difesa da Lucci per la prima volta con un tiro dalla distanza. Non impensierisce però il portiere avversario. Ma quindi ora ripartire il De Angelis. Apertura sulla sinistra per Fittipaldi, davanti a sé un uomo. Scarica il pallone. Perso però, può quindi adesso ripartire il Footballeito Roma Nord. Un fallo in favore della squadra in maglia rossa. Punizione dalla lunga distanza, poco dopo l'altezza del cerchio di centrocampo, poco oltre. Parte adesso la rincorsa, il tiro potente e arriva un gol dalla lunghissima distanza, un missile che ha sorpreso il portiere avversario. Dopo pochi minuti di gioco passa subito in vantaggio il Footballeito Roma Nord. Gran gol. Dopo pochi minuti è così sotto nel punteggio il De Angelis, che è costretto adesso a reinventare la propria partita. Aversano, lancio lungo in verticale. Tortosa. Pallone indietro. Si ricomincia dalla fascia sinistra per Forconi. Non riesce a tenere in campo un giocatore del Footballeito, Martino. Può quindi ricominciare adesso il De Angelis. Tentativo di un nudo che non riesce. Conquista palla Tortosa dalla sinistra, la finta. Torna indietro in zona centrale. Ancora Tortosa. Rilancio lungo, in difficoltà sul pressing avversario, riesce però ad uscirne il Footballeito. Tentativo di apertura di prima che non riesce. Momento di difficoltà del De Angelis. Ancora Footballeito in attacco. Forconi perde per adesso il pallone, sanguinoso. Rallenta l'azione il De Angelis.
Lancia adesso in verticale sulla fascia destra. Si chiude bene il Footballator Roma Nord che non concede spazi. Solo rimessa laterale in favore del De Angelis. Battola adesso, palla manovrata sull'auto di destra. Pallone perso, può distendersi ora il Footballate. Il retropassaggio adesso di Martino su Forconi. Ancora Forconi. Lancio lungo a cercare l'imbucata a un compagno che non riesce però. Può quindi adesso impostare dalle retrovie il De Angelis. Palla indietro. Lucci in difficoltà sul pressing avversario, regala un calcio d'angolo al Footballate. Primo calcio d'angolo della partita. Alla battuta è Tortosa con il mancino ad uscire il pallone. Forconi. Giro palla, preferisce cominciare dalle retrovie il Footballate. Il rilancio lungo che conquista però palla al De Angelis. Fittipaldi salta un uomo, scarica la sfera indietro. Ancora il De Angelis che tenta l'1-2, l'azione in profondità che non riesce. Adesso è D'Angelo a mettere fuori il pallone in gesto di fair play. Probabilmente il De Angelis gli darà così la sfera agli avversari. Così è difatti. Lancio lungo, Tortosa al controllo. Il pallone indietro, il sinistro dalla distanza. Alto sopra la traversa, difesa da Lucci. Lucci, pallone corto, rischioso. Presta difatti alto il Footballator Roma Nord in questa fase della partita. Ancora pressing alto della squadra in maglia rossa. Ruzier azzarda adesso l'uscita. L'azione è insistita e poi il fallo dal limite dell'area, dice il direttore di gara. Ghiotta opportunità per il Footballate. Volevo chiamare Argo, ma mi sa che non è il caso. Quattro uomini sul punto di battuta per il Footballate. Si allontana Martino. Rimangono Tortosa e Moretti. Va Moretti con il destro potente, il palo. Destro forte quello del numero 9 che impatta sul palo. Conquista però palla adesso il Footballate. Fittipaldi costretto a giocare la palla indietro, rischiosa. La percussione e poi il destro respinto in due tempi da Lucci. Ottima l'iniziativa di Moretti. Rischia molto in questa fase il De Angelis. Alto il pressing del Footballate che vuole andare a cercare il raddoppio. Tortosa dalla fascia sinistra. La finta, torna indietro. Natalucci. Il pallone lungo. Se la cava bene in questo frangente il De Angelis. Si può ricominciare da dietro. Pallone che sfila in mezzo. È Fittipaldi adesso. Possesso del pallone. Tentativo di tacco che non riesce dal limite dell'area. Può ripartire il Footballate. Tentativo di imbucata che non riesce di Moretti che vuole servire sulla corsa a un compagno, Martino. Si era ben inserito ma la giocata era difficile. Si era chiuso bene il De Angelis in quel frangente.
Lucci non rischia con i piedi, lungo il rinvio, arriva però al collega. Dall'altra parte del campo allora è Forconi, lungo, il tentativo di imbucata per Eusebi non è riuscito però. Ancora De Angelis in difficoltà adesso sulla pressione avversaria, ne esce bene, altezza, cerchio di centrocampo, riesce a tornare indietro da Fittipaldi. Porta palla adesso il De Angelis, azione che si sviluppa dal centro, adesso sulla fascia destra, il tentativo di cercare un compagno nella zona centrale del campo, zona però affollata da sole maglie rosse. Tortosa, Forconi, Eusebi molto basso, in verticale la giocata del Football 8, buona, Tortosa, Eusebi, porta pallone numero 8, carica al destro Eusebi, distanza siderale, non inquadra la porta avversaria. È già ripreso però il gioco con il De Angelis in possesso del pallone e c'è un fallo in favore della squadra in maglia biancazzurra. Arriva ora la battuta potente, respinta alla barriera, rimane là il pallone in possesso del Football 8. Football 8 che ora può ripartire. Perde però l'attimo la squadra in maglia rossa, riconquista palla così il De Angelis. Sviluppa l'azione dalla palla destra, il pallone che arriva a Fittipaldi in zona centrale, Fittipaldi su di sé due uomini, scarica la palla indietro. Ancora De Angelis, costretto a tornare sui propri passi la squadra in maglia biancazzurra, a ricominciare da dietro. Il pallone lungo, un tentativo di rovesciata in mezzo all'area. Ricomincia dal basso il Football 8. Forconi, il tentativo di rilancio lungo del Football 8, costringe però una rimessa ancora in zona avanzata il De Angelis. Tortosa si porta avanti il pallone con il sinistro, non riesce però poi a gestirlo, la sfera schizza via direttamente oltre la linea dell'out, quindi rimessa dal fondo, subito battuto dal De Angelis. Aversano, cambio di fascia, ottimo. Sbaglia per adesso il controllo il giocatore del De Angelis, può quindi ripartire il Football 8. Tortosa, senza fretta per Eusebi, ancora Tortosa. Rilancio lungo, senza pretese, non ci può arrivare Moretti, diventa quasi un tiro per Lucci che però è ben posizionato, non si lascia sorprendere. Ruzier, pallone per Fittipaldi che salta un uomo, ancora Fittipaldi si arresta, Pischedda, il tiro caricato con il destro respinto, può ripartire adesso il Football 8. Moretti si accentra, Moretti con il destro, scarica il pallone, carica adesso il sinistro e arriva il gol, un gran gol, una bordata con il sinistro da fuori area, sigla il raddoppio il Football 8 con Albanesi, 2-0 il risultato.
Sono due grandi conclusioni quelle che per adesso condizionano il risultato. Football 8 avanti per 2-0 sul De Angelis. Grande conclusione di Albanesi pochi secondi fa, libero di calciare dal limite dell'area. Non sembra poi intenzionato a fermarsi il Football 8. De Angelis in netta difficoltà in questa fase di gioco. Non rallenta però il Football 8, che adesso va in progressione e si prende anche un fallo da posizione interessante. Vittorini, è tortosa la battuta, ma Vittorini con il destro sporcato, sarà calcio d'angolo in favore del Football 8. Va Martino dalla bandierina, il cross lungo ad uscire, la palla è per Tortosa, il cross diventa quasi un tiro, ci deve mettere le mani Lucci per impedire il gol. Martino, il tiro cross da terra, Eusepi, ancora per Martino, prende controtempo il compagno di squadra, il numero 8. Quindi rimessa al fondo per il De Angelis, che ora ricomincia il palleggio dalla propria tre quarti difensiva. Ruzier, Aversano. In zona centrale ancora il De Angelis, Ruzier, l'apertura sulla fascia sinistra e Fittipaldi, il pallone non filtra. Ancora davanti il De Angelis e adesso subisce fallo su Leopardi. Va Ruzier alla battuta, il destro debole, sfila lentamente sul palo alla destra di D'Angelo. D'Angelo che va adesso alla rimessa, corta con le mani. Con pazienza il futbolista a manovrare. Il pallone per Forconi. Forconi finta il passaggio e poi torna indietro. Albanesi, apertura sulla sinistra, Eusepi a scambiare il pallone. Si mantiene adesso bene in avanti, Martino, lo scambio, Vittorini, Eusepi a lottare sul pallone, rimessa laterale in favore del De Angelis. Sfila il pallone, arriva Fittipaldi, a proprio tre quarti. Costretto a liberarsi in fretta della palla il De Angelis. Intenso il pressing avversario. Ruzier. L'apertura, il tentativo del gioco di prima del De Angelis che non riesce. La giocata di Vittorini lascia sul posto un uomo e si conquista un calcio di punizione. Adesso Martino, la battuta quasi di esterno, impatta male il pallone che finisce molto lontano dalla porta difesa da Lucci.
Fittipaldi che corre sulla fascia sinistra, porta a casa comunque la rimessa laterale. Fa buona guardia adesso la difesa del Football 8, costretta a ricominciare da capo il De Angelis. Ancora Fittipaldi, pallone indietro. Fittipaldi salta un uomo con il controllo, era Martino, adesso ancora il De Angelis che fatica ad uscire dalla propria metà campo. Pallone infatti adesso che contro il break di Eusebi. Tortosa, apertura per Vittorini, Vittorini con il destro, respinto da Lucci, il pallone rimane là. Ottima parata quella dell'estremo difensore del De Angelis. Era una ghiotta opportunità questa per il numero 10 in maglia rossa, che però ha fallito a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Adesso un lungo tentativo di cross, la chiama, la fa sua con le mani Lucci, che poi mette il pallone fuori. Probabilmente qualche problema dello stesso portiere. Qualche problema per Lucci, gioco fermo da qualche secondo, circa un minuto. Sembra però essere ampiamente in grado di ripartire il portiere del De Angelis. Futbolista adesso che sportivamente restituisce il pallone proprio alla squadra in maglia bianca-azzurra. È così De Angelis a dover ripartire dal proprio limite dell'area. Un pressing avversario, tentativo di lancio lungo, molto lunga e molto sterile la manovra del De Angelis, che cerca solo la soluzione a lunga distanza. Forconi davanti a sé un uomo, finta la giocata lunga e poi invece da Marino sulla fascia destra, il tacco per Tortosa, non si capiscono i due. La rimessa laterale in favore del De Angelis. Rimessa arrivata adesso. Leopardi la giocata rischiosa adesso. Leopardi a perdere il pallone. Vittorini allarga sulla destra, occasione per il Football 8. Davanti a sé un uomo, calcia alto. È occasione gettata questa per il Football 8. Ruzzer, una finta davanti a sé, 3 uomini, sperga palla a Fittipaldi, ancora Ruzzer per Leopardi, costretto a tornare indietro il De Angelis, pallone ancora sulla fascia destra, lancio lungo, non c'è nessuno però che può raccogliere la sfera. E adesso un fallo all'altezza del cerchio di metà campo, punizione in favore del De Angelis. Punizione subito battuta, corta. Arriva adesso il tiro dalla lunga distanza di Leopardi. Forconi. Tentativo di giocata in verticale del Football 8. Martino prosegue l'azione, l'imbucata, il tiro di Eusebi, ottima la respinta di Lucci che si allunga e manda la sfera in calcio d'angolo. Tortosa, angolo battuto corto con Vittorini. Però rimessa laterale, sempre in favore del Football 8, si mantiene quindi in avanti la squadra in maglia rossa.
Eusebi per Tortosa, su di sé un uomo Tortosa, non riesce a superarlo. Può quindi adesso ripartire il De Angelis, che gioca sulla linea dell'out. Ancora De Angelis in avanti, non è riuscita ad uscire dal pressing avversario. Quindi ancora possesso del Football 8. Il cambio di gioco dalla parte di Martino, anticipato però. Martino, Forconi. Forconi. Martino al pallone in mezzo. Eusebi lascia scorrere la sfera, poi la calcia con il sinistro. Il pallone che sfila di poco a lato. Buona questa azione del De Angelis, che ha tentato l'inverticalizzazione improvvisa, cercando di sorprendere la retroguardia del Football 8. Sempre molto attenta però fino adesso in questa prima frazione di gara. Leopardi, lo stop con il petto, il tentativo di giocata. Spazza, tentato senza troppi complimenti la retroguardia del Football 8. La rimessa in favore del De Angelis, pochi minuti al finire della gara. La prima frazione della gara, scusate. Martino, buona la giocata in mezzo a due, ancora Martino, si allunga però il controllo del pallone. Arriva ora il duplice fischio, finisce adesso la prima frazione di gara. 2-0 il parziale in favore del Football 8. Prende via la seconda frazione di gioco con subito la battuta al calcio d'inizio, battuto verso la porta difesa da Lucci. Vogliamo risultare ancora sul 2-0 il Football 8. Passano in vantaggio nei primi minuti di gioco, ma c'è ora una punizione da posizione interessante in favore del De Angelis. Parte ora il calcio di punizione, il destro respinto dalla barriera. Fatica a rendersi pericoloso il De Angelis dalle parti di D'Angelo, praticamente mai chiamato in causa quest'oggi. Buono adesso l'anticipo di Forconi sull'avversario. Capitan De Angelis dalla fascia destra, ha rimessa con le mani verso il centro. Pallone che viene sottratto al De Angelis, tenuto però ancora in vita. Buona azione sull'out di sinistra, bene Esposito, che poi tenta la giocata sulla fascia destra. Tortosa, calcio di punizione, commette fallo al numero 11. Calcio di punizione in favore del De Angelis, subito battuto. Arriva il tiro dalla lunga distanza. D'Angelo si cimenta in una parata standard, mai veramente chiamato in causa quest'oggi per adesso. Eusebi, Vittorini subisce fallo, dice il direttore di gara, punizione in favore del Football 8. Va Natalucci ora alla battuta, il destro, questa volta molto alto sopra i pali difesi da Lucci. Era uscito il numero 15 nel primo tempo a sorprendere il portiere avversario con un bolide da lunga distanza. Leopardi
Adesso a lottare sull'auto di destra, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si prosegue. Football 8 in possesso del pallone, Tortosa fatica su di sé un uomo, porta però a casa la rimessa là a fondo in favore della squadra in maglia rossa. D'Angelo sceglie la battuta corta, il Football 8. Adesso il lancio in direzione di Tortosa a lottare sul pallone. Guadagna però la rimessa laterale, il Football 8 si mantiene in avanti. Azione regolare, dice adesso il direttore di gara, per il De Angelis che recupera il pallone, buono il contro break. Fa buona guardia però Natalucci che ferma sul nascere. L'azione ora Vittorini, scambia sulla fascia destra con Tortosa, la palla di ritorno non è buona, allora Vittorini però lotta sul pallone, se lo va a riconquistare. Albanesi, il tiro dalla lunga distanza, riconquista palla all'improvviso il Football Roma Nord, Football Roma Nord e passa sul 3-0. Doppietta persona di Albanesi, ancora un gol dalla distanza con il sinistro. Quinto minuto di gioco, 3-0 il risultato. Un'azione insistita al limite dell'area del De Angelis, una palla sanguinosa persa lì e Albanesi non si è fatto pregare, ha liberato il sinistro dal limite dell'area che ha sancito il 3-0 per il Football 8. Football 8 che non contento però adesso continua a premere sull'acceleratore. Ancora questa volta Eusepi a calciare al volo di prima intenzione. Il tiro però è lento, non imprime forza al pallone, non inquadra la porta. Leopardi, pressing avversario, molto aggressivo, mantiene il possesso della sfera al numero 8. Allora Leopardi, Albanesi, il pallone per Vittorini, sceglie di ricominciare dalle retrovie il Football 8. Tortosa, pallone in zona centrale, Natalucci. Il tentativo di imbucata che non riesce, il pallone rimane lì. Capitano De Angelis gli viene soffiato dalla sfera, l'azione dalla fascia sinistra porta a casa un calcio d'angolo, il Roma Nord, il Football 8. Leopardi, la giocata in verticale, fatica sempre molto il De Angelis a rendersi pericoloso, quasi mai in questo primo tempo. Allora il tacco a metà campo di Albanesi, Vittorini, la giocata su un uomo, se ne va Vittorini, si decentra, carica il destro, respinto. Allora Albanesi ancora con il sinistro, insidioso, fa buona guardia però Lucci. Esposito si dà abbassare per venire a prendere il pallone. Era Esposito, il pallone indietro. Leopardi, Albanesi, bravo nel conquistare il pallone, allarga sulla fascia destra per Vittorini. Vittorini che difende la sfera con il fisico. Ancora Vittorini che porta a casa un calcio di punizione, fischia fallo il direttore di gara. Eusepi, il sinistro in mezzo, ancora Eusepi con il destro, il tiro dal limite dell'area, respinto bene da Lucci. Tortosa, il pallone di Eusepi, sporcato la sua conclusione, quindi calcio d'angolo in favore del Football 8. Calcio d'angolo battuto lungo ad uscire il pallone, controllato e poi calciato verso la porta avversaria da Martino.
De Angelis che ricomincia da dietro, alto il pressing del Football 8 che ha già dimostrato di poter essere letale quando riconquista il pallone. Lancio lungo, cerca la sponda, un gioco improbabile, il De Angelis che attacca con pochi effettivi. Tortosa, una Veronica all'altezza del cerchio di centrocampo. Punizione battuta corta in direzione di Albanesi. Albanesi carica il sinistro, lo finta, poi sceglie il passaggio più corto. Eusebi su di sé un uomo, il cambio di gioco a destra per Tortosa, Tortosa con il mancino difende la sfera e poi l'affida a Vittorini, Vittorini, il pallone riconquistato dal De Angelis. Leopardi cerca un improbabile dribbling e poi può ripartire il Football 8. Lo ferma in maniera fallosa Leopardi. Punizioni in favore del Football 8. Rimane solo Eusebi al punto di battuta che parte adesso. Eusebi il destro respinto, rimessa laterale in favore del Football 8. Rimessa laterale battuta adesso in mezzo, il controllo di Eusebi, la giocata ancora sulla fascia destra. Ricomincia da dietro il Football 8, gioca in sicurezza senza azzardare il passaggio in verticale De Angelis. Adesso la finezza di Ruzzer. Ruzzer adesso però perde il pallone, riconquista in maniera fortunosa il De Angelis che poi verticalizza sulla fascia destra. Martino a coprire lo specchio, Ruzzer il destro respinto, timido tentativo, iniziativa offensiva quella del De Angelis. Albanesi, pallone in uscita per Eusebi, su di sé 3 uomini, Eusebi il pallone in mezzo, Martino regala il pallone al compagno e poi arriva il sinistro in diagonale, bella azione manovrata, prima Eusebi e poi infine Moretti. 4-0, Football 8 Roma Nord, cala il poker, il numero 9. Batte calcio d'inizio il De Angelis quando sono 12 minuti della seconda frazione di gioco, conduce per 4-0. Ampia vittoria quella del Football 8 che sembra aver messo in ghiaccio la partita. Difficile per il De Angelis rimontare un risultato così proibitivo. Esposito il pallone perso, poi ripartire il Football 8, il destro al volo, incrocia sul secondo palo il Football 8, questa azione tutta in verticale. Conquista palla adesso il Football 8, il tentativo in verticale e poi ancora il gol di Moretti. Buona l'imbucata di Vittorini e poi il gol del numero 9 che segna una doppietta in pochi minuti. 5-0 risultato.
fatica molto il De Angelis in questa fase della gara, sicuramente visto il risultato compromesso e tanti errori anche nella propria area che hanno regalato il pallone alla squadra avversaria. Fatica infatti a disimpegnarsi adesso del De Angelis nel tentativo di portarsi in avanti. Esposito chiuso da un uomo in maniera fallosa, dice il direttore di gara. Calcio di punizione in favore del De Angelis. Ruzzer parte adesso il destro potente indirizzato sul secondo palo, viene però respinto. Può quindi ripartire adesso il football 8. Il pallone però resta lì. Quindi adesso azione offensiva del De Angelis, ben orchestrata. Poi il tiro al volo da posizione defilata. Accelerazione il De Angelis. Martino, pallone in verticale. La giocata di Vittorini che non riesce, allora Esposito. Albanesi fa proseguire il direttore di gara. E ancora De Angelis in possesso del pallone. Buona la giocata sulla fascia sinistra, il tentativo in mezzo di cross. L'uscita di D'Angelo attento. Fa sulla sfera senza fretta, adesso la rimette in gioco. Ancora D'Angelo. Lungo. C'è solo Aversano in quella zona del campo. Ancora Aversano il suo cambio di gioco sulla fascia destra. Esposito il disimpegno sbagliato. Allora Martino. Il cambio di gioco buono per Vittorini, mette giù un buon pallone, lo controlla. Poi Vittorini si accentra. Lo scarico. Poi il sinistro di Eusebi. Respinto. Buono il disimpegno del De Angelis che adesso esce bene. Poi il tentativo di cambio di gioco. Ci vede adesso con maggiore convinzione De Angelis, comunque non riesce sempre ad uscire bene. Momento di crescita del De Angelis che adesso ci crede. Pallone però perso. La giocata sulla destra e poi la conclusione centrale di Vittorini che si lascia murare. Calcio d'angolo in favore del football 8. Vittorini il cross, l'uscita di Lucci non impeccabile, il pallone però resta là e poi ripartire il De Angelis. L'apertura sulla fascia destra per Esposito, la giocata di entrare con il sinistro, ancora Esposito, un rimpallo lo favorisce, scivola però all'altezza dell'area di rigore. Il pallone torna quindi a Martino, in verticale da Vittorini che ha voglia di segnare, ancora Vittorini, semina due uomini, Vittorini, non il terzo, che fa suo il pallone. Può ripartire quindi il De Angelis, fase confusa di gioco. Il tiro rimpallato, si è ricoperto bene adesso il football 8 che non si scopre, va da non scoprirsi, gioca ordinato. Vittorini, Albanesi, Eusebi, Martino, indietro per Eusebi, Natalucci per Albanesi, ancora dalla fascia opposta per Eusebi. Eusebi che carica il destro, è un cross indirizzato al centro dell'area, non ci può però arrivare nessuno.
rimette quindi il pallone in gioco Lucci. Manovra palla al De Angelis, altezza cerchio di centrocampo, buono l'intervento di Albanesi che recupera il pallone, lo affida ad Eusebi. Football 8 può approfittare adesso del De Angelis momentaneamente scoperto. Un 1-2 chiuso in calcio d'angolo. Moretti che si era ben liberato al centro dell'area. Moretti, il pallone battuto raso terra al limite dell'area di rigore, può ripartire adesso il De Angelis. La percussione centrale fermato bene da Albanesi e poi il pallone che giunge dalle mani di D'Angelo, sfera che era sgusciata via a seguito di un contrasto. Martino, Albanesi, Martino sulla fascia destra, il pallone rimpallato, guadagna la rimessa laterale il De Angelis, che questi minuti ha sicuramente giocato alla pari con più intraprendenza, con maggior semplicità ma in maniera più efficace. Tortosa, Albanesi, torna dal proprio portiere, lungo il pallone, manovra palla adesso del De Angelis, la fascia destra, chiusa l'iniziativa della squadra in maglia bianca-azzurra in rimessa laterale. Però adesso che sfila lo protegge Tortosa, ha su di sé un uomo Tortosa, deve liberarsi della sfera, anzi no, la protegge con il corpo fino a farla sfilare in rimessa dal fondo. Vitorini, il pallone lungo in direzione di Moretti che si gira e poi calcia quasi in caduta con il destro. La posizione però era sfavorevole per il tiro, che conquista adesso il pallone Football 8 che lo regala nuovamente al De Angelis. La giocata di prima del De Angelis che adesso però sbaglia il disimpegno. Vitorini nell'1 contro 1, vince il contrasto, ancora Vitorini, la palla affidata a Martino, Martino con il destro, il pallone che esce di poco sulla destra. Ruzier, pallone sulla destra, tentativo di cambio di gioco di Capitan De Angelis. Ancora pallone giocato dietro. Albanesi, bene il suo intervento ad anticipare l'avversario. Si mantiene in avanti il De Angelis. Sono rallentati i ritmi della partita dopo un momento molto intenso. Adesso il tentativo di giocata dalla fascia destra di Leopardi, chiuso. Martino all'esterno destro, ottimo a servire Vittorini. Vittorini si risente due uomini, Vittorini si porta la sfera sul destro e poi il sinistro calcia il tiro respinto, sarà calcio d'angolo in favore del Football 8. Vittorini, pallone molto lungo a cercare Martino, Martino il tiro dalla distanza, deve andare con le mani Lucci. Il pallone sfila comunque in rimessa laterale ed è quindi in favore del De Angelis. Lancio buono lungo in direzione di Albanesi. Tortosa, il disimpegno discretissimo sulla linea dell'out di fondo. Il pallone finisce infatti fuori ed è calcio d'angolo in favore del De Angelis.
calcio d'angolo, il battone in mezzo teso, può uscire adesso il football 8. Martino, il lancio lungo sulla fascia destra, c'è Moretti a difendere la sfera, lo fa bene, serve compagno arretrato, poi il sinistro respinto, ancora calcio d'angolo in favore del football 8. Vittorini, palla al limite per Eusebi, il pallone in mezzo, Moretti, il pallone ancora per Eusebi con il sinistro, centra prima la traversa e poi sigla il gol del 6-0. Buona combinazione dagli sviluppi di calcio d'angolo, gol di Eusebi, 6-0. Pochi minuti al finire di questa seconda frazione di gioco si preannuncia una pesante sconfitta per il De Angelis. 6-0 il risultato fin qui di questa gara. Alla fiera del gol si è aggiunto anche Eusebi. Vittorini 1-2, buono per Moretti. Moretti, il pallone per Vittorini dalla fascia destra, il tiro defilato, calcio d'angolo in favore del football 8. Ancora calcio d'angolo in favore degli uomini in maglia rossa. Pallone ad uscire per Martino. Eusebi carica al destro, una finta. Poi ancora a scaricare il pallone all'indietro. Il cross, esce bene Lucci con le mani, fa sulla sfera. De Angelis. Arriva però ora il triplice fischio arbitrale. Vince 6-0 il Football 8 Roma Nord, si impone con personalità volando a 26 punti e scavalcando momentaneamente il NES Calcia 8, raggiungendo il 12° posto in classifica. C'entra invece la quinta sconfitta consecutiva il De Angelis, sempre più in caduta libera.